Valencia, ultima tappa del mondiale. Intervista a Jorge Lorenzo. Ciao a tutti, io sto qui, siamo a Valencia, pole positions per me. Valentino dishonestos, doveva essere squalificatos, noi spagnolis a Valencia trionfare, noi spagnolis con la S finales, quindi le Furie Rosses vinceranno. Veramente scioccatos dall'atteggiamento dei giudici sportivi, della direzione Garas, perché Rossi andava squalificato con meno 6.000 punti e doveva partire anche il prossimo anno con meno 5.000 punti, perché non è possibile essere. Io qua a vincere a Valencia per dimostrare di essere il più grande, Valentinos invece è solo un ciarlatanos. Io sono Jorges Lorenzo e quando vado in bagno e cagos mi pensos da solos. Bella raga, ciao a tutti dal commentatore veneziano, intervista incredibile di Jorge Lorenzo, dove veramente vuole dimostrare di essere il più grande, e Lorenzo parte dalla prima posizione che vuole stravincere per non lasciare dubbi a nessuno e dimostrare di essere il più forte. Mamma mia, per Valentino sarà impossibile. Lorenzo vuole andare a vincere tranquillamente, Lorenzo vuole vincere, Rossi deve arrivare per forza secondo, quindi è un'impresa disperata per Valentino. Eccolo qua Lorenzo, Lorenzo è veramente il più grande, non c'è niente da fare. Purtroppo è così. Questo è quanto. Sentite i tifosi spagnoli. Lorenzo, mamma mia. Incredibile. Tutte quante pronte, anche le spagnole, a festeggiare per la vittoria di Lorenzo il Magnifico. Lorenzo se ne sta andando, sì, Lorenzo è il più forte. Adesso Marquez chiaramente fa da tappo. Marquez fa da tappo. Eccolo qua Marquez sta bloccando Rossi. Attenzione, tanto Dovizioso supera Marquez. Valentino non ce la può fare. Valentino deve arrivare almeno secondo. Guardate Lorenzo, già quasi festeggia, 3 giri dalla fine. Incredibile gli striscioni, Lorenzo, tu sei il più grande, Valentino sei solo un disonesto. Incredibile quello che sta succedendo a Valencia, però. Non c'è rispetto per il 9 volte campione. Non c'è rispetto. È ormai veramente parata trionfale per il Magnifico. Ceolaps Remanang e il Magnifico è pronto. Intanto Marquez li supera Dovizioso. Si diverte Marquez, lo schifo si diverte. Per Rossi è finita. Rossi è quarto. Ha fatto una grandissima rimonta. Rossi, quarto posto, ma non basta, signori, non basta. Purtroppo non basta. E adesso è dura, ragazzi. Adesso è molto dura. Lorenzo sembra avrà già un chilometro di vantaggio. Incredibile Lorenzo, incredibile. Intanto Rossi è terzo, Rossi è terzo. Valentino è terzo, ma non basta. Bella prova di Rossi, grandissimo Rossi, ma guardate gli striscioni, Rossi fai schifo, Rossi di qua, Rossi di là, è tutto per Lorenzo, è tutto per Lori. Sì, è tutto per Lorenzo, che vuole vincere il suo terzo titolo. Lorenzo sta letteralmente dominando, è tutto così curioso in questo mondo. Sì, anche Guido Meda lo vediamo. Tanto Rossi è secondo, attenzione! Rossi è secondo in questo momento. Grandissimo Valentino. Grandissimo Rossi, grandissimo. Intanto, attenzione, Lorenzo fa un piccolo brivido. Ma se la ride. Saluta già il pubblico, giustamente. Saluta già il pubblico, ormai è fatta. Final lap per Lorenzo. Intanto sono usciti i meccanici della Yamaha. Guardate, eccolo qua. La torsida spagnola sta tirando fuori veramente le bandiere con scritto Lorenzo World Champion. Attenzione, mamma mia, Lorenzo alla fine va a vincere in maniera perfetta. Che campione il Magnifico, che campione. Rossi purtroppo non ce la può fare. Incredibile. Rossi è fuori da tutto ormai,
Pazzesco, pazzesco, incredibile, incredibile. Tutti in piedi per Magnifico, tutti in piedi per Lorenzo, tutti in piedi per Lorenzo. È pauroso quello che sta succedendo, è pauroso quel che sta succedendo. La torsida spagnola, la torsida. La torsida spagnola, tutta per Lorenzo. Rossi non ce la fa, Rossi non ce la fa. E Lorenzo anche con il brivido, guardatelo, anche con il brivido. Anche con il brivido, attenzione, intanto stanno tirando fuori un manifesto, un qualcosa, quelli del paddock, i meccanici della Yamaha stanno tirando fuori qualcosa che ancora non si riesce a leggere. Attenzione, certi bambini spagnoli sono già in lacrime della felicità, le donne sono nude in topless per Lorenzo, i tifosi di Valentino sono fermi, sono scioccati e Lorenzo va a vincere, attenzione, attenzione, problemi per Lorenzo, non ce la fa più, non ce la fa Lorenzo. Non ce la fa! Non ce la fa! Lorenzo, la moto non va! La moto non va! Incredibile, attenzione, ecco lo striscione! Lorenzo, quanto cago ti penso! Questi sono i meccanici della Yamaha! Incredibile! Lorenzo non ce la fa! Lorenzo non ce la fa! Rossi addirittura va a vincere Rossi! Va a vincere Rossi! E i meccanici hanno fatto di tutto per eliminare Lorenzo! Pazzesco con scritto! Lorenzo, quando cago ti penso! Siamo stati noi! Siamo stati noi! L'hanno fatto apposta! Questo è il tutorial migliore! Inculare Lorenzo dandogli una moto del cacchio. Dobbiamo dare una moto schifosa e all'ultima curva deve andare. Beh, non dico fuori perché assolutamente no, ma deve rimanere impantanato qua, nell'ultimo. Non ce la fa neanche a superare il traguardo, così deve rimanere. Così. Questa deve essere la tua fine, Lorenzo. Così. Grandissimi meccanici Yamaha, secondo tutorial, così dovete fare. Così dovete fare, addirittura Rossi ha vinto in faccia agli spagnoli. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao!